Via dei Sapori al Castello di Spessa con me Walter Filipputi, che è il presidente del consorzio. Diciamo che oggi non parliamo di una cosa normale, no? Perché sono 25 anni 25 anni, e sono 25 tanti. anni sono tanti e in 25 anni tu hai accompagnato con il consorzio la crescita non solo di questa manifestazione, ma anche della offerta enogastronomica di questa regione. Beh, diciamo che quando siamo partiti la battuta in friulano si può dare, no? Certo. Avanti davanti voate senza vendi ridi. Tradotto, vai avanti tu che ci viene da ridere. Non credevano che fosse possibile che un gruppo di ristoratori potesse mettersi insieme, ma soprattutto che riuscissimo a portare avanti questo nostro progetto che voleva unire la ristorazione al turismo. Non se ne parlava quella volta, nel Certo. 2000, era un qualche cosa di lunare. Noi abbiamo aggiunto il turismo, il vino, i prodotti e la cultura. La cultura è arrivata qualche anno dopo, a metà del percorso, con i primi libri, e quindi abbiamo dimostrato che il ristoratore porta avanti questa grande cultura e assembla e poi è la vetrina delle nostre specialità. Questo è quello che siamo riusciti a fare, grazie a tutti quelli che stanno con noi, siamo in 74 aziende ed è una cosa abbastanza unica che queste aziende siano da 25 anni, 20 anni, 18 anni con noi. Quindi E non c'è solo ristorazione no, propriamente detta, perché ci sono quelli che voi chiamate gli artigiani del gli gusto che fanno artigiani delle del gusto, proposte collaterali. gli aziende del gruppo che sono tutti i piatti molto particolari, ma anche i classici, il frico piuttosto. Quest'anno abbiamo aggiunto con le blave di Mortean, abbiamo aggiunto la polenta fatta in diretta col frico fatto davanti alla gente. Ecco, e dopo c'è un altro aspetto che dobbiamo sottolineare, che noi facciamo il racconto del piatto al tavolo. Qui si viene per parlare, qui si viene per discutere, per stare insieme, si sta in piedi e la gente sceglie di mangiare di dove andare dove vuole. E poi c'è una caratteristica che abbiamo già detto nelle precedenti edizioni, ma che mi piace che tu la sottolinei. Non è mai la stessa cosa. No, non è mai la stessa cosa, è sempre, tutti i piatti sono diversi. Abbiamo fatto quasi 1 milione di assaggi in questi anni. Avevo tutti i menù raccolti e ogni evento ha piatti diversi. Molto spesso sono fatti per l'evento, quindi abbiamo stimolato anche i nostri cuochi a sfidarsi in maniera amichevole. Ed è un bel risultato essere qua e trovare anche stasera pieno di gente. Dopo Grazie. 25 anni. Eh beh, certo. Grazie a Grazie voi e che ci buon avete lavoro. aiutato. Grazie. L'assessore regionale Sergio Bini alla Via dei Sapori quest'anno non è una cosa come tutte le altre, a parte che non è mai come tutte le altre perché ogni volta, come abbiamo ricordato prima con Walter, ci sono delle offerte comunque varie e diverse, ma quest'anno sono 25 anni e 25 anni, lo dico che va nella direzione del lavoro che lei sta facendo, 25 anni di promozione dell'enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. 25 anni, ma sono stati 25 anni davvero di alzo tiro, io dico, da parte di Via dei Sapori. È un evento che dà un po' il via all'estate, alla bella stagione, un evento fatto sempre in location meravigliosa. Oggi ci troviamo al Castello di Spessa, ma poi si farà Udine, ma poi si farà Grado, insomma. E poi una cosa meravigliosa, in questi posti iconici della nostra regione si riuniscono i più grandi ristoratori della regione, le più grandi cantine di produttrici di vino della nostra regione, insomma per i tantissimi fortunati che partecipano all'evento c'è la possibilità di immergersi nell'enogastronomia della nostra regione, che sempre di più sta guadagnando punti a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Senza dubbio, ma la regione anche punta su questi eventi, Beh no? sì, Per la promozione. beh, voi considerate che il primo elemento attrattivo, soprattutto per i turisti stranieri, è proprio l'enogastronomia. Quindi noi ci mettiamo l'enogastronomia con i borghi più belli d'Italia, con i siti UNESCO, con la promozione che stiamo facendo con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia, con lo sport. Non dimentichiamoci, in agosto ci sarà la finale della Supercoppa. Insomma, mettiamoci tutto un po' e ci accorgeremo quanto stiamo spingendo e quanto la regione Friuli Venezia Giulia sempre di più è conosciuta non solo in Italia ma anche all'estero. Assessore, già che ci siamo e per concludere, le prospettive per la stagione turistica in regione, quali sono? Ma sono buone, guardate, è ancora
Noi abbiamo i dati previsionali che ci sono stati dati un po' da Federalberghi, dalle associazioni di categoria, ma sono buoni. Io ho i dati fino ad aprile e ad aprile ho tutte le località, Gorizia in primis, che ha avuto una crescita del ben 64% per quanto riguarda le presenze di stranieri, ma tutte le località stanno crescendo in maniera significativa. Quindi insomma incrociamo le dita, speriamo che la stagione estiva sia caratterizzata dal bel tempo, che anche questo aiuta, Certo. insomma, per sbattere ulteriormente il già record del 2024.